al momento rivolta ai cittadini e abbiano contributi versati nella gestione lavoratori dipendenti, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni umezzati. È influencer? Buonasera, sono come posso essere utile? Buondì, ieri mi è arrivata la busta arancione. Sì? Pensavo fossero brutte notizie, tipo tasse da pagare, magari mi ero dimenticato di dichiarare 18 euro nel 98. Invece belle notizie! Ah, meno male, sono contenta, mi fa piacere. Se lei è arrivata una previsione, nel 1° giugno del 2057 lei potrebbe andare in pensione. Bene, sono contento, cioè 70 anni, faccio ancora in tempo andare alle Canarie, mi faccio gli ultimi anni tranquillo e mi godo la vita. Lei ha ricevuto questa busta arancione dove praticamente le viene indicato che orientativamente lei andrebbe in pensione nel 2057 a giugno. Il 1° giugno, il giorno dopo è festa, possiamo fare una bella ciocca io e i miei amici. Alla tenera età di 70 anni, non è male. Sì. E il 1° giugno 2057 è un venerdì, perfetto? Cioè lei è andato a vedere sul calendario del 2057. Ma ho un'applicazione, non è che sono andato a comprare il calendario. Sì, ovvio, l'avevo capito questo, sì. Ah, ecco. C'è scritto bianco su arancione, progettare il futuro. Ho tutto il tempo di organizzare la festa. Ah, certo, questo sicuramente. Potrebbero organizzare un festone fino al 2057. Vorrei solo aver conferma per non far brutta figura con il ristorante dove prenoto che sia quella la data. È un'ipotesi. Certo non è certezza matematica, perché comunque parliamo di un tempo molto lungo. Non è sicura. Allora, a lei è arrivata questa comunicazione che ipoteticamente a giugno del 2000, adesso non ricordo quando. 1° giugno 2057, un venerdì. Se si anticipa mi mettete nei casini perché, come dice Berlusconi, crisi, ma i ristoranti sono sempre pieni. Se invece posticipate in qualche modo... Normale, se continua a lavorare, se continua a versare contributi, poi questo dipende da tanti fattori esterni, no? Ho capito, non è sicuro niente. Io posso rispondere a sta lettera qua. Allora, può rispondere con una raccomandata con ricevuta di ritorno, c'è l'indirizzo sull'intestazione della raccomandata. Sì, è vero. Vi rispondo in maniera molto educata e gentile. Come voi fate una previsione sulla pensione, io tramite un algoritmo speciale e tramite i miei calcoli posso dirvi quando precisamente proprio il giorno, l'orario in cui Tito Boeri, presidente dell'INPS, può andare in mona. Va bene, buonasera, Buon anno anche. anche a lei.